questo apparentamento, sto parlando ovviamente di Verona, non si farà ed emerge una notizia stampa che ci sarebbe stata una telefonata di Zaia a Sboarina per insistere nella linea del non cedere a Tosi. Quella è un'indiscrezione giornalistica, in realtà la linea della Lega è sempre stata molto chiara, quella di dichiarare la plausibilità di questo apparentamento, perché siamo per il centrodestra unito, lo siamo anche a Verona. Ora che cosa succederà? C'è il rischio che regaliate la vittoria alla sinistra? Noi siamo abituati a lavorare per vincere e quindi anche in questo caso affronteremo questa sfida. Verona è una città di centrodestra e quindi noi metteremo in campo tutte le nostre energie per vincere la città. Però il candidato di Fratelli d'Italia, visti anche i risultati di Fratelli d'Italia alle recenti amministrative, la partita si fa ancora più complicata magari. Noi lavoriamo per il centrodestra, poi che il candidato sindaco abbia una tessera di partito diversa poco importa, abbiamo la possibilità di avere metà della giunta di tesserati della Lega e quindi per noi conta il centrodestra, conta questo. È tempo di congressi? I congressi sono già iniziati, a dire la verità. Da febbraio abbiamo celebrato già il 46% dei congressi in Veneto, entro fine anno chiuderemo tutti i congressi di sezione, faremo i congressi provinciali, stanno andando anche molto bene, nel senso che nella gran parte dei casi ci sono segretari unitari, dimostrazione che in realtà tutte queste beghe che qualcuno piace raccontare probabilmente non ci sono all'interno delle sezioni. Ci sono state delle voci molto critiche, anche autorevoli all'interno della Lega subito dopo il risultato delle amministrative in Veneto. Diciamo che per le amministrative parlano i numeri, abbiamo vinto nel 90% dei piccoli comuni, non in tutti i piccoli comuni, però stiamo vincendo nella gran parte dei piccoli comuni. Nei medi comuni abbiamo strappato ben 8 comuni al centro-sinistra, abbiamo vinto a Vigonza, città in cui non vincevamo da 20 anni, abbiamo vinto al primo turno a Belluno e quindi il saldo, facendo il conto delle amministrazioni, dei colori delle amministrazioni uscenti, è positivo di 8 amministrazioni in più rispetto a prima. Rivedremo Meloni e Salvini a Verona prima del 26? Credo di sì, il ballottaggio si gioca uniti e si gioca anche in questo caso con tutte le forze politiche che sostengono Sboarina e quindi saremo in campo per far vincere il centrodestra a Verona. Parlando dell'avversario, è un avversario tosto, è un atleta, questo può essere una marcia in più nella competizione oltre ad aver preso il 40%? Io credo che la gente preferisca in questo momento l'esperienza, preferisca la rassicurazione di chi comunque ha dimostrato di fare il sindaco e soprattutto una tradizione politica che è quella della Lega che a Verona ha dimostrato di portare a casa i risultati.